Secondo appuntamento ieri sera del caffè letterario organizzato dalla Questura di Agrigento dal tema sulla strada della legalità, svoltosi presso il centro balneare della Polizia di Stato a San Leone. Protagonista Matteo Collura, che ha presentato il libro dedicato al maestro di Regalpetra, Leonardo Sciascia. È il secondo appuntamento di questo caffè letterario, il sesto caffè letterario, e sono incontri in cui noi abbiamo la possibilità di approfondire alcune tematiche che ci stanno particolarmente a cuore, come l'affermazione della legalità e il sostegno alla cultura nel contrasto a mentalità mafiose, un aspetto che è molto importante in questa provincia. Il prossimo appuntamento, per ricordarlo a chi ci ascolta? Il prossimo appuntamento saranno letture di casa nostra, letture dedicate agli autori fondamentali della nostra terra come Sciascia, Pirandello, Camilleri, Tommasi Lampedusa. È una biografia che penso sia nota di Leonardo Sciascia, uscita nel 1996 con Longanesi e che oggi che qualche mese fa è stata rieditata dalla Nave di Teseo, e devo dire che ne ha fatto un bellissimo oggetto. Non sta a me giudicare il contenuto del libro, ma il vestito sì, diciamo che è una edizione molto bella, elegante, con una bellissima foto di copertina e bellissime foto trattate bene dal punto di vista della resa fotografica all'interno e un prezzo accessibilissimo, quindi non posso che dire grazie alla Nave di Teseo, retta da Elisabetta Sgarbi, che era una giovane amica allora di Leonardo Sciascia, e da Mario Andreosi, anche lui amico. Leggendo il libro, quale messaggio si può recepire? Che è stato un grande autore del Novecento e che per fortuna, lui è scomparso da 30 anni, per fortuna restano i suoi libri, i suoi articoli, tutto ciò che ha scritto, che ci resta come conforto e come bussola per orientarci in questi tempi difficili. Quanto è attuale ancora politicamente anche il pensiero di Sciascia? Io non parlerei di attualità, perché, se non di attualità letteraria, perché 30 anni sono tanti, in 30 anni il mondo cambia. Quando è morto Sciascia cadeva il muro di Berlino, c'era Tiananmen a Pechino, insomma. Sono successe tante, il mondo è cambiato, insomma, quindi l'attualità resterebbe l'idea sua della politica, l'idea sua di storia, l'idea sua di religione, che era sempre un'idea morale. Abbiamo perso un grande scrittore, Camilleri, lei ha detto anche la sua in merito. Ma sì, insomma, uno scrittore certo diverso da Sciascia, uno scrittore molto popolare, un fenomeno, perché come ha venduto lui, la quantità di libri che ha venduto lui, la popolarità che ha avuto lui non hanno avuto altri, e quindi questo va studiato proprio come un fenomeno, che è un fenomeno anche da definire mediatico, insomma. Una valutazione su quello che sta succedendo anche politicamente. Lei è un acuto, attento osservatore e spesso scrive su quello che succede in politica oggi. Non è che io mi occupo di politica, insomma, io non lo so, c'era un personaggio di Sciascia, lui ne parla in Nero su Nero, ed era un sacerdote di Ragalmuto divenuto cieco. Ora, come tutti quelli che diventano ciechi o sono ciechi, era considerato quasi un preveggente, insomma, un vedente altrimenti, no? Uno che sapeva le cose. E quando venne il fascismo, cominciò a emergere il fascismo, insomma, a venire fuori, gli chiesero: lei cosa ne pensa del fascismo? Lui disse: pur essendo cieco la vedo nera. Era giusto per questo conflitto che quotidianamente si legge tra Salvini e la 5 Stelle, insomma. Secondo lei si arriverà presto, dopo l'estate, a un scioglimento delle Camere? Guardi, è un paradosso, perché due che bisticciano in questo modo sarebbero uno all'opposizione e uno al governo, cioè, quindi questo dà il senso dell'Italia, della confusione che stiamo vivendo. Uno non avrebbe mai immaginato una cosa del genere. Io credo che loro resteranno attaccati alle poltrone, perché sanno che se si va a votare le cose cambieranno e non tutti saranno rieletti. Su questo flop di Berlusconi, insomma, che vedendo che un po' lo stanno abbandonando tutti, una sua valutazione? Ha chiuso, Berlusconi ha finito, cerca di trovare qualcosa che possa, diciamo così, reggere il ricordo di quello che lui è stato, però il berlusconismo resterà, rimane, si riverbera nei nostri giorni anche. Lui ha creato, diciamo, la sua presenza in politica ha creato delle conseguenze di cui anche oggi viviamo, diciamo, rileviamo la realtà, insomma, delle cose. La questione meridionale ormai sembra abbandonata a se stesso? Con questa Europa i Sud non hanno nessuna speranza.
bisognerebbe che le nazioni che hanno un sud problematico come il nostro, e non siamo gli unici, facciano sentire la loro voce anche dal punto di vista culturale, ma ci vorrebbero personaggi autorevoli, coraggiosi e autorevoli, che purtroppo non ci sono.